Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Va ora in onda Filo Diretto. Buongiorno a tutti e bentrovati qui da Narda Frisoni nella nostra rubrica Dalle parole ai fatti. Salutiamo subito il neo ministro alla disabilità e alla famiglia. Buongiorno ministro. Buongiorno Narda, buongiorno. Grazie per essere qui con noi. So che hai pochissimo tempo, quindi ti ruberemo giusto qualche minuto. Volentieri. Allora, ti chiedo anzitutto come ti trovi in questa nuova veste di ministro? Ma sono sempre la stessa persona, Esatto. Quindi cammino, mi vesto, mangio. Ecco, magari penso un pochino più in grande, nel senso che abbraccio un po' più di persone rispetto a prima, però è molto, molto gratificante, molto importante e ringrazio tutti per la fiducia che mi è stata data, anche i militanti, perché mi hanno sostenuta tanto. Decisamente, e siamo tutti molto contenti. Ascolta Alessandra, ieri per chi ha avuto modo di ascoltare la conferenza stampa con il ministro Salvini, hai già subito individuato le priorità e i prossimi passi che intendi intraprendere, partendo proprio dall'ascolto, dicevi ieri, dall'ascolto dei soggetti e persone che hanno voce in capitolo sui temi che riguardano la tutela dei minori, il supporto alle famiglie, soprattutto in questo momento così drammatico come quello a cui stiamo assistendo per i fatti di Bibbiano, giusto? Hai già cominciato queste audizioni? Sì. Ho fatto un ciclo di audizioni molto importante perché ho ascoltato il garante dell'infanzia, ho ascoltato il tavolo degli affidi, ho ascoltato l'ordine degli assistenti sociali e degli psicologi, il capo della polizia Gabrielli, il comandante generale dei carabinieri Mistri e poi tanti altri soggetti che hanno voce in capitolo anche sulle procedure, ecco, anche l'ordine forense, che quindi hanno da dare consigli o da darci il loro quadro della situazione. Quello che è utile poi fare il punto, andrò prossimamente anche dal ministro Bonafede e ci confronteremo su questi punti. Mi è sembrato importante, ma ieri il tutto ha avuto un culmine molto importante, che è un protocollo d'intesa tra il Ministero della Disabilità e Famiglia e quello dell'Interno per un tavolo che possa lavorare su questo tema. Questo tavolo quindi analizzerà direttamente tutti i fatti accaduti per quanto riguarda non solo Bibbiano, cioè si estenderà oppure... No, allora per quello ci sarà in parte la consulta della giustizia, noi ci occuperemo di tutte le nuove segnalazioni, perché sia al Ministero, al Dipartimento della Famiglia, sia quello dell'Interno, molte persone scrivono e molte persone segnalano casi, situazioni, strutture. È chiaro che c'è bisogno di un'equipe che valuti con attenzione, distingua, perché poi a volte ci possono essere anche dei casi che ovviamente non sono reali, ma qualora ci sia invece l'opportunità di agire, di verificare su casi invece concreti, di poterlo fare. Ma inoltre da lì discenderanno altre azioni, altri protocolli, in particolare uno coi carabinieri che abbiamo firmato in questi giorni per attivare altre strutture e formare altri agenti anche nell'attenzione all'ascolto, al dialogo, all'intraprendere magari azioni che coinvolgono i minori. Questo è molto interessante, quindi stai procedendo a testa bassa, stai già lavorando sul tema con una certa attenzione, attenzione. Va bene Alessandra, noi non ti rubiamo più di tanto perché so che hai giusto pochissimi minuti e devi scappare in una riunione. Quindi Sì, però io vi volevo ringraziare per seguire sempre con attenzione tutto quello che facciamo, sia per i parlamentari sia per il governo, perché il supporto della gente, delle persone, dei cittadini è fondamentale per operare meglio. Certo, assolutamente. E grazie a voi che ci seguite. Grazie a te, grazie tante per tutto quello che fai. Ti abbraccio, buona giornata e buon lavoro. Avanti tutta. Ciao a tutti, un bacio a casa. Ciao a tutti. Ciao Alessandra, grazie, ciao. Eccoci qua, allora ringraziamo il neo ministro alla disabilità e alla famiglia che è stata con noi, che ci ha dedicato del tempo nonostante tra una riunione
e l'altra stava correndo. Allora, abbiamo con noi, ce l'abbiamo? Igor, l'onorevole Buongiorno. Igor Iezzi. Buongiorno, ciao Igor, come Buongiorno, stai? Ben buongiorno. trovato. Allora, Anche a voi. io ti presento, ti conosceranno tutti, ma io ti presento lo stesso. Allora, componente della prima commissione affari costituzionali, componente della 14ª commissione per le politiche dell'Unione Europea, giusto? E Sì. componente della commissione per l'indirizzo generale e vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Sì, la vigilanza RAI. Esatto. La vigilanza RAI. Ma oggi noi invece parliamo di sicurezza bis. Ok, giusto? Ti va? Sì, esatto. Ti Va va di benissimo, parlare con noi di siamo qua. sicurezza bis? Perfetto. Direi che è un tema abbastanza caldo. Sì, dai. Ascolta, in un comunicato uscito proprio ieri, credo, o in questi giorni, a seguito appunto dell'approvazione del sicurezza bis, si legge che con questo provvedimento viene data una vera e propria svolta in tema di immigrazione clandestina. Ci dici un po' che cosa significa questo? Allora, sì. Allora, è una tappa ulteriore di una battaglia che noi stiamo facendo. Guardate, io non credo che ci sia un provvedimento che può risolvere, risolutivo per il problema. Sì. Ovviamente gli scappisti, la criminalità organizzata, chi gestisce il traffico di esseri umani, chiaramente cerca, siccome parliamo di giri di affari di miliardi di euro, Esattamente. chiaramente cerca sempre di trovare contromisure a tutte le misure messe in campo dal nostro governo e dai governi che cercano di combattere questo fenomeno. È una battaglia che va fatta quotidianamente, cercando sempre di essere al passo coi tempi e di controllare questo fenomeno. È una battaglia che va fatta in trincea giorno dopo giorno. Ecco, col decreto sicurezza bis noi aggiungiamo un ulteriore tassello, che è quello della lotta alle ONG che vengono troppo spesso usate per il traffico, Sì, per il traffico, certo, degli immigrati. Esatto, per il traffico degli immigrati. Cosa abbiamo fatto? Secondo me ci sono misure importanti, perché finalmente abbiamo previsto delle multe adeguate. Inizialmente si pensava di farle dai 10 ai 50.000 euro, le abbiamo alzate dai 150.000 al milione di euro per tutte quelle navi che non rispettano il divieto di ingresso nelle acque nazionali. Ecco, infatti ti stavo per chiedere cosa succede se una nave appunto vieta, cioè se diciamo viola il divieto d'ingresso. Sì, allora il meccanismo è questo: il ministro dell'Interno, di concerto con altri ministri, tra cui il ministro delle infrastrutture, il ministro della difesa, dopo aver informato il Presidente del Consiglio, può vietare a una nave di entrare nelle acque nazionali se ci sono problemi di sicurezza o di ordine pubblico. Nel caso in cui la nave non ottemperi all'ordine che gli è stato dato e quindi non rispetti il divieto che gli è stato posto, va incontro a una serie di problemi non indifferenti. Come dicevo prima, la multa, esatto. Cioè viene combinata una multa dai 150.000 euro al milione di euro al comandante, e poi immediatamente la confisca della nave. Della nave, sì. Nel caso in cui succeda un atto di violenza contro le nostre navi da guerra, per intenderci quello che è successo con la Sea-Watch 3 e la motovedetta della Guardia di Finanza, quelle immagini che abbiamo visto tutti, il comandante della nave può andare incontro anche all'arresto. Quindi sono cose che noi speriamo di non applicare mai, perché speriamo che abbiano una funzione deterrente nei confronti di ONG che oramai non svolgono più il compito di cui parlano, perché qui non siamo di fronte a navi che salvano vite, ma siamo di fronte a navi che compiono un'operazione di sostegno. Poi io non entro nel merito se lo fanno in buona fede o in malafede, certo, per carità, non è compito mio intervenire su questo, ma che compiono un'opera sostanzialmente di sostegno al traffico di esseri umani. Certo.
Ascolta Igor, si parla di un fondo di premialità per le politiche di rimpatrio, che cosa significa? Che cos'è questo ecco, fondo? Su questo bisogna essere chiari. Allora, Ecco, c'è già nel nostro paese un fondo per i rimpatri, ottimo. che ovviamente serve per appunto gestire i rimpatri. Questo è un di più. Si tratta di un fondo che inizialmente è finanziato con 2 milioni di euro, ma può essere aumentato fino a 50 milioni di euro, che serve come incentivo. Okay. In sostanza si creano, come dire, accordi di cooperazione, di collaborazione per quei paesi con cui sono in atto dei programmi di rimpatri che funzionano. Quindi se tu rimpatri, il messaggio che noi vogliamo lanciare ai paesi diciamo di immigrazione, ma anche all'Europa, sì, è che chi ci dà una mano sul discorso dei rimpatri ha anche diritto, come dire, ad avere col nostro paese degli accordi di cooperazione. Questo è il messaggio che noi lanciamo all'Europa, perché noi riteniamo che il problema dei rimpatri sia un problema che ovviamente va affrontato a livello europeo. Certamente, e affrontato in questo modo. I rimpatri devono essere collegati, gli accordi per i rimpatri devono essere collegati agli accordi di cooperazione. Ecco, se si facesse questo si riuscirebbe anche a mettere in campo una buona azione sui rimpatri, perché ovviamente noi possiamo fare tanti bei discorsi valoriali, sui valori, sui principi dell'uomo, sui diritti, però in realtà quando si va in un paese per cercare di come dire, stringere un accordo di collaborazione, questo paese cosa ti chiede? Cosa ti chiede? Ti chiede i soldi. Ecco, fondamentalmente quelli, perfetto. Esatto, ti chiede i soldi e quindi bisogna attivarsi su questo. In tal senso, ecco. Esatto. Allora, in questi giorni si è parlato molto di una serie di misure o interventi per valorizzare il lavoro, l'intervento delle forze dell'ordine, giusto? Sì. Queste misure quali sono? Ma allora, guarda, tutte a memoria. All'interno, infatti, si è discusso di decreto sicurezza bis, soprattutto per l'aspetto immigrazione, per l'aspetto ONG di cui abbiamo parlato anche noi, che ovviamente è, diciamo, un aspetto qualificante del decreto. In realtà sono state messe all'interno diverse misure che servono soprattutto per una cosa, cioè per tutelare le forze dell'ordine. Perché noi siamo in un paese dove succede spesso che all'interno di una manifestazione alcuni manifestanti, magari poco poco affini ai principi democratici, diciamo, e quindi propensi ad atti di violenza, diciamo, scatenino la loro rabbia contro le forze dell'ordine, ecco. in maniera a volte anche violenta. Noi abbiamo visto spesso scene di botte, di scontri, ma anche il semplice sputo sulla divisa. Ecco, questo nel nostro paese non sarà più consentito. Non sarà più permesso, bisogna avere rispetto delle forze dell'ordine, e quindi sostanzialmente noi andiamo a togliere tutte quelle fattispecie che rendevano questi reati, come dire, reati tenui e quindi non meritevoli di una condanna da parte del giudice. Spesso è successo che appunto di fronte a persone di questo tipo che compivano atti di violenza nei confronti delle forze dell'ordine, il magistrato, diciamo, considerava questi atteggiamenti come atteggiamenti tenui, di poco rilievo, e quindi assolveva le persone. Ecco, noi abbiamo tolto questi tipi di attenuanti in modo tale che oggi, dal momento in cui è stato varato questo decreto, chi colpirà agenti delle forze dell'ordine non la passerà più liscia, perché noi siamo assolutamente favorevoli, non c'è il minimo dubbio che il principio di manifestare liberamente il proprio pensiero è sancito dalla nostra Costituzione, non si tocca, nessuno deve pensare neanche lontanamente di poterlo toccare, tutti hanno il diritto di manifestare, ma manifestare non vuol dire scendere in piazza con caschi, scendere in piazza con spranghe, lanciare molotov sulla polizia, sputarli, aggredirli, robe di questo tipo. Quindi ridiamo dignità alle nostre forze dell'ordine, che tra l'altro sono impegnate tutti i santi giorni per garantire la nostra sicurezza, non meritano certo il trattamento di cui spesso sono oggetto. Certo, assolutamente, e lo ricordiamo proprio oggi, Esatto. purtroppo
la morte del carabiniere questa notte in Esatto. centro a Roma, quindi assolutamente. Esatto, questa è proprio la dimostrazione che queste sono persone che sacrificano spesso la propria famiglia e i propri affetti per garantire la nostra sicurezza, e quindi non meritano certo di essere trattati nelle maniere in cui spesso abbiamo visto in TV da 4 deficienti. Spesso questi È vero, deficienti guarda, venivano assolti perché lo sputo sulla divisa piuttosto che lo scontro veniva considerato di lieve entità, un fatto che diciamo meritevole di un attenuante. Ecco, noi abbiamo tolto tutte queste cose qui in modo tale che chi oggi metterà una mano addosso a una divisa la pagherà. Esatto. Ascolta Igor, c'è qua una telefonata per te. Sentiamo? Cosa dici? Sì. Ok. Chi c'è in linea? Pronto? Pronto? Sì, salve, buongiorno, con chi parliamo? Sì, ciao Igor, sono Manzoni. Ciao. Ciao, io sono Nanna. Ciao Igor. Ma ci conosciamo da una vita. Ok, bene, sono contenta. Volevo farti una domanda. C'è un doppio trattamento per le ONG? Perché mi risulta che mafia, camorra e 'ndrangheta siano anche loro organizzazioni non governative. Perché vengono trattate in maniera diversa rispetto a Mediterranean e Sea-Watch? La seconda cosa, invece, perché sono organizzazioni non governative, perché se mi dici che sono governative casca il mondo. Okay, la seconda cosa, ho sentito che stanziate fondi per i rimpatri. Visto che io sono espatriato, quanto mi date se rimpatrio? Ma allora, in realtà, siccome Manzoni, faccio una battuta, oramai è sulla soglia della pensione, abbiamo previsto che per i pensionati che vivono fuori Italia e che si trasferiscono in alcune zone del sud una sorta di defiscalizzazione, è una cosa molto importante. Esatto, nel crescita è proprio puntualizzato questo aspetto. Esatto, sì. Ma questo per le persone, diciamo, sulla soglia della pensione. No, a parte le battute, ho capito la provocazione sulle ONG. È evidente che finora le ONG hanno goduto di diciamo un trattamento di un certo tipo, però io ci tengo a dire una cosa che forse prima non ho precisato bene, ma ci tengo a dirlo perché è fondamentale. Cioè, noi non è che puniamo, come è stato detto spesso in questi giorni dalla sinistra, chi salva le vite, perché il problema non è questo. Noi riteniamo che sia proprio l'opposto, cioè che spesso alcuni atteggiamenti di alcune ONG che evidentemente si comportano in modo politico metta a rischio la stessa vita degli immigrati. Voi pensate per esempio proprio al fatto, diciamo, noto degli ultimi giorni della Sea-Watch, dove immigrati che potevano essere sbarcati in altri porti non sono stati fatti sbarcare dalla ONG per essere portati in Italia solo per, diciamo, creare problematiche di tipo politico. È chiaro che queste persone, queste ONG mettono a rischio la vita degli immigrati che invece dicono di voler salvare. Ecco, questo non può più essere permesso. L'Italia non è certo il campo profughi dell'Europa e quindi non è più permesso alle ONG decidere loro quello che devono fare. Cioè, queste decisioni vengono prese da altre organizzazioni statali che riescono a risolvere queste questioni. Quindi il problema non è colpire chi salva le vite, ma semmai colpire chi le mette ulteriormente a rischio. E poi non mi ricordo qual era la seconda domanda, però. Era quella sul rimpatrio. No, ma ribadisco questo fondo qui, vabbè, anche quella era una battuta, però esatto. Ribadisco, il fondo per i rimpatri, ci tengo a ribadirlo, il fondo per i rimpatri già c'è nel nostro paese. Quello che noi abbiamo istituito col decreto sicurezza è una sorta di incentivo ai rimpatri, cioè nel senso che non serve per dare i soldi per i rimpatri, ma serve per dare soldi per la cooperazione a quei paesi che fanno i rimpatri fatti bene, diciamo. Certo, quindi è una sorta di incentivo a fare i rimpatri, quindi noi non paghiamo con questo fondo direttamente i rimpatri, ma incentiviamo i rimpatri attraverso degli accordi di cooperazione. E ripeto, questa politica qua la dovrebbe però fare l'Europa, perché l'Europa, che finora sul tema dell'immigrazione è stata abbastanza totalmente assente, e inutile, direi, anzi a volte ha creato anche dei problemi, ha aggravato dei problemi che già erano esistenti, dovrebbe proprio fare questo, cioè accordi di rimpatri, e legare gli accordi di rimpatri agli accordi della cooperazione. Noi diamo un sacco di soldi
non a sufficienza, se devo dire, ma sono comunque tanti, parlo come Europa, certo, ai paesi per la cooperazione. Ecco, quello che bisogna fare è legare questa cooperazione ai rimpatri. Se tu accetti di fare i rimpatri, noi accettiamo di cooperare con te. Cioè deve essere questo il messaggio che passa dall'Unione Europea. sì. Pronto? C'è ancora Sì, Mangiolini? sì, Ok. ci sono. No, non ti avevamo più sentito, quindi no. Ok, a posto? Igor è stato... Ok, ti ha risposto, benissimo. Ti salutiamo allora. Ok, grazie. Ciao, Va ciao. bene. Ciao. Igor, ci sei ancora in linea? Igor, ho salutato Manzoni. Ah, ok, va bene. Va bene, ci sei ancora in linea? Guarda, ti faccio Sì, l'ultima sì, sì. domanda, poi ti lascio. Ok. Ascolta, per quanto riguarda il tema delle forze dell'ordine e quant'altro, se non sbaglio c'è stata qualche, diciamo, difficoltà o incomprensione, non ricordo, insomma, con i 5 Stelle? Il motivo... Sì, c'è stato qualche problema. Allora, più che con i 5 Stelle, se devo essere sincero, con la Presidente della Camera. Okay. Allora, noi avevamo presentato degli emendamenti che, in relazione alle condizioni di lavoro, di vita organizzative delle forze di polizia, dei vigili del fuoco e delle polizie locali. Sì. Perché a volte erano questioni, diciamo, grandi, anche costose, come per esempio il monte orari per il monte orari per gli straordinari. Sì, esatto. A volte erano questioni magari anche minime. Voi pensate che nel nostro paese, fino ad oggi, perché adesso l'abbiamo inserito, però fino ad oggi, diciamo, il poliziotto che, faccio un esempio più stupido ma per farvi capire, certo, il poliziotto che diciamo lavorava, che era in missione, insomma, che stava facendo stava compiendo il proprio dovere da qualche parte, diciamo, dove non c'erano luoghi per cibarsi, non aveva neanche la schiscetta, cioè la famosa pazzesco. schiscetta, no? Neanche un piatto di pasta, No, mamma mia. un panino, qualcosa così. Gliel'abbiamo dato. Allora, secondo noi questi qui erano, come dire, poi c'era anche il discorso, non so, del ticket. Le forze dell'ordine hanno ticket di 4,50 € rispetto alle altre forze armate che ce l'hanno di 7 €. Cioè questioni organizzative che però attengono all'organizzazione del lavoro, che quindi attiene anche alla sicurezza. Quindi per noi erano assolutamente compatibili col decreto. Sono emendamenti che noi abbiamo fatto e per una decisione assolutamente politica il Presidente, prima della Commissione e poi della Camera, perché poi abbiamo fatto ricorso alla Camera, ce li avevano dichiarati inammissibili. Ecco, su questo abbiamo fatto una battaglia importante, perché secondo noi questa era una decisione non tecnica ma politica. Cioè noi ritenevamo che quegli emendamenti ci entrassero benissimo con un decreto sicurezza, perché un decreto sicurezza dove si parla di polizia deve parlare anche dal nostro punto di vista delle condizioni di vita della polizia, dei vigili del fuoco e della polizia locale, che tutti contribuiscono al mantenimento dell'ordine pubblico nel nostro e della sicurezza nel nostro paese. Alla fine avevamo ragione noi, perché comunque insisti, alla fine il Presidente della Camera ha dovuto parzialmente fare marcia indietro, perché sono stati rimessi in votazione e poi approvati gli emendamenti che avevano a che fare con i vigili del fuoco e la Polizia di Stato. Non sono stati fatti passare la polizia locale, purtroppo, però a questo abbiamo rimediato grazie a Salvini, perché è stata passata in Consiglio dei Ministri una legge delega e quindi a breve inizieremo a discutere della polizia locale grazie a questa legge delega che in Consiglio dei Ministri ha fatto passare Salvini. Alla fine siamo riusciti a risolverlo, diciamo. Molto bene. Beh, direi che sei stato chiarissimo, Igor. Okay. Noi ti richiameremo sicuramente adesso. Va bene, grazie mille, grazie a voi. Grazie a te, Igor, ti abbraccio. Buona giornata intanto. Ciao a tutti. Ciao, buona giornata. Allora, visto che stavamo appunto parlando della questione delle forze dell'ordine, vogliamo appunto ricordare quanto è successo questa notte a Roma, in quanto appunto è stato ucciso, mi sembra, un vice brigadiere dei carabinieri, Mario Cerciello Rega, ucciso nella notte. Ora stanno appunto continuando i controlli a tappeto per risalire a, diciamo, chi ha commesso questo fatto. Non si esclude che nelle prossime ore possano essere ascoltate anche altre persone, recita una, diciamo,
un'agenzia dell'ultima ora. Allora, regia, facciamo un minuto di pausa, poi partiamo con l'onorevole Alberto Gusmeroli. Ci risentiamo tra poco.
lobby legittime, degli interessi legittimi, ma anche degli interessi dei cittadini. E quindi credo che, per quanto mi riguarda, la comunicazione e il dialogo e il confronto con tutto il mondo delle ONG sarà garantito e sarà assicurato. Grazie. Mare profumo di mare. Le organizzazioni non governative sanno che la porta del Parlamento è aperta, la apriremo ancora di più. Del cielo e del mare. Giuro che per noi non finirà. Eccoci ben ritrovati qui con Narda Frisoni nella nostra rubrica Dalle parole ai fatti. Salutiamo l'onorevole Alberto Gusmeroli. Buongiorno. Buongiorno, saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Padania. Grazie. Onorevole, tutto bene? Cosa si dice in quel di Arona? Benissimo. Come? Cosa si dice in quel di Arona? Noi siamo sempre con Attivi. attività febbrili, quindi Vedo. stasera abbiamo il concerto del Trio Bobo, domani abbiamo Paolo Fresu, Ci picchia. poi abbiamo artisti di strada, abbiamo negozi aperti la sera, abbiamo l'isola pedonale, abbiamo la grande sfida che abbiamo lanciato ai centri commerciali e allo shopping online. Abbiamo trasformato la città in un enorme centro commerciale. Abbiamo vi seguo. gli studenti del turistico che danno via le cartine con tutti i negozi, con tutti i posti dove andare a comprare, a divertirsi, e gli eventi che ci sono, praticamente tantissimi eventi in più momenti della città, in più luoghi della città. Quindi è una sfida che abbiamo raccolto con Confcommercio, CNA e Confartigianato, perché lavoro di squadra, ecco. pensiamo che chi sta fermo è perduto, e quindi Quello noi sempre. continuiamo a muoverci. Oh, bene. No, ma noi vi seguiamo, guardiamo su Facebook, lei è un sindaco molto attivo. Allora, iperattivo, vabbè, meglio, no? Sì, a volte anche troppo. No, ma va bene. Comunque verremo tutti ad Arona in questi giorni. Allora, Perfetto. spostiamoci su Roma. In questi giorni avete avuto le varie audizioni in Commissione Finanze sul progetto di legge della Lega, diffusione Imutasi, per semplificare e cercare anche di ridurre, se non sbaglio, la tassazione. Ci dice a che punto siete? Ma io sono assolutamente quasi euforico, nel senso che quando scrivemmo il progetto di legge avevamo già un progetto ambizioso, che era mettere assieme l'IMU e la TASI, esatto, cosa di non da poco, cercare diciamo chirurgicamente di ridurre le IMU. In realtà adesso la sfida, abbiamo alzato l'asticella, la sfida è più grande. Noi vorremmo abolire la TASI e ridurre l'IMU. Si può fare, abbiamo anche preparato come è possibile farlo, e sono convinto che nel mese di agosto ci lavoriamo e proporremo questa cosa per il mese di settembre. Quindi diciamo che già a settembre... Sì, noi siamo veloci. Ecco. Sì, beh, questo siamo leghisti e quindi giustamente veloci. Siamo veloci, mi ci metto anch'io. Assolutamente. Prossime proposte in cantiere? Visto che lei è iperattivo come sindaco, sicuramente anche nella commissione. Questa proposta di legge appunto di abolizione della TASI, questo è già importante. L'IMU, è una cosa molto importante che sto seguendo appunto di persona, e abbiamo fatto tutte le audizioni, proseguiremo le audizioni e poi scriveremo definitivamente il testo. Io sinceramente spererei, anzi sono abbastanza convinto che il governo lo possa fare proprio e quindi diventi legge dal 1 gennaio del 2020. Però nel frattempo abbiamo il nostro capogruppo Giulio Centemero, che si sta occupando di cose molto importanti. Ho visto oggi un articolo molto interessante su Sole 24 Ore relativa alle criticità per la borsa italiana a causa della Brexit. Esattamente, cosa non secondaria. Un personaggio veramente di cui abbiamo la fortuna di avere tante
persone di qualità noi in Lega, ecco. E lui è uno di quelli. Assolutamente condivido. Anzi, guardi, visto che ci siamo, se ha 2 minuti l'articolo lo leggiamo insieme. Guardiamo quello che ha scritto il Sole 24 Ore, dice: Brexit serve tutela per borsa italiana. L'ipotesi di una hard Brexit con la nomina di Boris Johnson come premier britannico pone interrogativi sull'impatto su borsa italiana. Il decreto legge Brexit, afferma Giulio Centemero, capogruppo della Lega in Commissione Finanze della Camera, ha previsto precauzioni a difesa dei nostri cittadini e imprese. Tuttavia, alcune partite rimangono aperte. Si pensi ad esempio al fatto che Borsa Italiana fa parte del gruppo London Stock Exchange. In caso di hard Brexit, cosa potrebbe succedere? Il gruppo continuerebbe ad essere azionista di Borsa Italiana, si chiede il deputato. Prosegue: una hard Brexit potrebbe diminuire l'interesse verso l'Italia nel momento in cui diventa extracomunitario o viceversa aumentarlo. Di sicuro, quando c'è stata la fusione con gli inglesi, questo era uno scenario imprevedibile. Ma oggi rischia di aprirsi un problema, anche perché le banche italiane sono uscite del tutto dall'azionariato della London Stock Exchange nel 2012 e ad oggi l'azionariato italiano si limita allo 0, Questo nuovo scenario, conclude Centemero, apre una riflessione, ovvero se abbia avuto senso il disimpegno totale delle banche. Se la borsa avesse azionisti prevalentemente italiani non ci si porrebbe il problema. Borsa Italiana rappresenta sicuramente un asset strategico per il nostro paese, non bisogna però abbassare la guardia e la Lega farà la sua parte. Ecco, finito l'articolo, l'abbiamo letto, effettivamente è un argomento abbastanza importante, non è secondario, Sì, anche perché borsa è un asset fondamentale per l'economia del nostro paese. Quindi sì, in caso appunto di questa situazione, diciamo, chissà quali saranno gli scenari che si potranno aprire in merito. Insomma. Sì, assolutamente, però io sono anche molto ottimista perché diciamo che il governo già con il decreto Brexit ha operato a tutela dei nostri italiani. Sicuramente da qui a quando accadrà, se accadrà peraltro, sì, sicuramente si potrà intervenire anche per ciò che riguarda Borsa Italiana. Esatto. Allora, un'ultima domanda, anzi le ultime 2 poi la lasciamo. Il Corriere della Sera oggi in prima pagina recita: governo richiamo del Colle, e sulla Verità sempre dice Salvini e Di Maio firmano la tregua per sventare il ribaltone del Colle. Le chiedo, ma gli italiani potranno trascorrere un'estate tranquilla o ci dobbiamo aspettare qualche altra sorpresa dai 5 Stelle? No, io credo che si possa assolutamente fare un'estate tranquilla. Io posso dire questo, che è l'esperienza un po' vissuta sia in Commissione Finanze che seguendo i vari provvedimenti. Sì. Allora, il primo è stato il decreto dignità, poi abbiamo avuto la manovra di bilancio, lo sblocca cantieri e il decreto crescita. Ma in generale per la nostra Italia, in questo anno di governo si sono veramente realizzate per certi aspetti delle cose straordinarie, se lo si guarda nel complesso di questi 4 provvedimenti. Pensiamo agli 8.000 comuni. Gli 8.000 comuni in 7 anni di governi del Partito Democratico, e mi spiace che si vada sempre a guardare indietro, però non hanno avuto un euro, esatto. Anzi hanno avuto tagli ai trasferimenti. In questo anno i comuni, che sono la politica più vicina al cittadino, ed è fondamentale il comune, perché guardate che se il sindaco, gli assessori governano bene, è una politica che non solo è vicina al cittadino, ma risolve i problemi e viene anche amata dal cittadino. Assolutamente. Viceversa, più ci si allontana, e qui si aprirebbe il tema dell'autonomia, però voglio tornare, questi 4 provvedimenti sono stati decisivi per i comuni e quindi poi indirettamente per i cittadini. Gli sono stati dati qualcosa come 4 miliardi, insomma. Ma nemmeno se sommiamo tutti i soldi dati ai comuni in 7 anni, ma non è quasi vicino allo 0. E quindi questo è per dire
che cambiamento di rotta, se pensiamo invece a quello che è stato dato alle imprese, allora le grandi imprese effettivamente in una prima fase gli sono stati ridotti, è stato tolto il superammortamento, ma col decreto crescita è stato ripristinato. Esatto. Alle piccole e medie imprese è stata data la mini flat tax, ai professionisti anche loro, è stata data la riduzione del 30% del premio INAIL. Quindi che cosa ha fatto il governo? Ha fatto un cambiamento di rotta epocale, ha sostanzialmente distribuito capillarmente sul territorio le risorse, cosa che invece precedentemente andavano a poche grosse realtà. E questo è stato veramente un grande cambio di passo e darà dei frutti nel tempo. Io sono arciconvinto che adesso verrà scritta una manovra su cui peraltro si sta lavorando, una manovra molto molto incisiva, ridurremo la tassazione e riducendo la tassazione migliorerà la crescita di questo paese che è fermo da 30 anni perché siamo il fanalino di coda come crescita rispetto ai 27 paesi della Comunità Europea, ma soprattutto da 30 anni cresciamo meno della media europea che è il nostro benchmark. Esatto, quindi insomma. Allora, un'ultima domanda poi la lasciamo. Ora che c'è stato il via libera sulla TAV, per la questione dell'autonomia cosa ci dobbiamo aspettare? Ma io sono convinto che porteremo a casa anche l'autonomia, perché l'autonomia viene, diciamo, dalle opposizioni, viene sostanzialmente sbandierata come se si voglia creare paesi di serie A e zone di serie B. Esatto, In realtà non è assolutamente così. No? Cioè la situazione attuale è che se fotografiamo l'Italia ci sono paesi di serie A e paesi di serie B. Vogliamo continuare così? Cioè sono 100 anni, se non di più, che il centro e il sud non viene valorizzato. L'autonomia, e non a caso lo chiede per esempio la Campania, perché? Perché l'autonomia differenziata valorizza i territori. I territori soprattutto sono spinti, la politica di quei territori è spinta all'efficienza e alla responsabilità, cosa che attualmente non avviene. Ok, bene, perfetto. Allora noi la lasciamo ai suoi impegni di sindaco, onorevole presidente di commissione, e ci sentiamo nelle prossime settimane, se d'accordo. Volentierissimo, complimenti per la trasmissione, Grazie. Un saluto a tutti e vi aspetto da Roma. Un abbraccio, buon fine settimana. Grazie. Allora, regia, cosa facciamo adesso? Mettiamo su una canzone e poi ci risentiamo per guardare un po' le ultime agenzie. Ok, a tra poco.
qualche agenzia dell'ultima ora. Carabiniere ucciso, Salvini prendiamo i bastardi. Si era sposato da un mese e aveva 35 anni. Questa è una vera e propria tragedia. Il primo pensiero va a questo ragazzo di 35 anni che si era sposato da un mese e aveva appena festeggiato il compleanno. E ai 2 bastardi stiamo lavorando perché vengano presi il prima possibile, per cui la vita di un ragazzo di 35 anni vale un cellulare e un portafogli con 100 euro. Così Matteo Salvini, ministro dell'Interno, poco fa al giornale Radio Rai in merito all'uccisione del carabiniere Mario Rega Cercello, vicebrigadiere di 35 anni, ucciso questa notte. A tal proposito anche Mattarella dice: ho appreso con profonda tristezza la notizia del decesso del vicebrigadiere Mario Cercello Rega, ferito mortalmente mentre era impegnato in un controllo di polizia. Nel confidare che si arrivi rapidamente alla cattura dei criminali responsabili, desidero esprimere a lei, signor Comandante Generale, e all'Arma dei Carabinieri la mia solidale vicinanza, rinnovando i sentimenti di considerazione e riconoscenza per il quotidiano impegno degli operatori dell'Arma a servizio dei cittadini. La prego di far pervenire ai familiari del militare le espressioni della mia commossa partecipazione al loro dolore e gli auguri di una pronta guarigione al carabiniere Andrea Varriale, rimasto ferito. Lo scrive il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio inviato al Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Generale Giovanni Nistri. Quindi le notizie oggi purtroppo sono tutte molto, molto tristi, soprattutto per questa situazione che si è venuta a creare. Apre centro antiviolenza a Rocca Priora. Il nuovo centro antiviolenza, ricomincio da me, di Rocca Priora, è il frutto dell'impegno preso dalla Regione Lazio per potenziare la rete dei servizi offerti dei centri antiviolenza, delle case rifugio per il contrasto alla violenza maschile sulle donne. I dati più recenti su questo fenomeno sono impressionanti e per questo la nostra azione di contrasto e protezione vuole essere forte e capillare. Proprio settimana scorsa ricordiamo che è stato appunto approvato il Codice Rosso, che prevede tutta una serie di misure per la tutela delle donne che appunto che subiscono violenza. Quindi insomma, altre notizie al momento diciamo che non ce ne sono. Guardiamo un po' la politica, ma non mi sembra che, a parte tutto quello che sta accadendo, sembra che il clima in questi giorni diciamo a Roma sia sicuramente migliorato. Niente, cosa facciamo, regia? Direi che possiamo salutare tutti e ci sentiamo venerdì prossimo? Va bene, allora io vi aspetto venerdì prossimo dalle 13 alle ore 14 qui nella nostra rubrica Dalle parole ai fatti su RPL con Narda Frisoni. Buon fine settimana. Avete ascoltato Filo Diretto,